partendo la diretta su Facebook, è partita, gloria a Dio. Luca capitolo 5 dal primo verso fino al verso 11. Amen, Signore sia lodato. Amen. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi, e così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Vorrei rimarcare proprio l'ultimo verso che abbiamo letto. Essi, cioè quegli uomini, Simon Pietro, Simone, Giacomo, Giovanni, figli di Zebedeo, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Gloria al Signore, alleluia. A un certo punto, all'inizio del suo ministero, Gesù chiama dei collaboratori. Amen? Amen. Poteva fare tutto da solo. Io credo che il Signore poteva fare tutto da solo. Ci credete anche voi? Amen. Lo chiama dei collaboratori. Alleluia. Perché? Perché dopo di lui, dopo aver terminato quei 3 anni di ministero, dopo la croce, dopo che è salito al Padre, al cielo, quegli uomini dovevano continuare ciò che lui ha iniziato. Amen? Alleluia. Ha bisogno di preparare questi uomini, prepararli. Li conosceva uno ad uno, e quei 3 anni sono stati di formazione per questi discepoli. Gloria al Signore. Ma come li ha chiamati? Intanto ha fatto in modo che si rendessero conto che lui non era uno qualsiasi. E come ha fatto in modo di far capire che lui non era uno qualsiasi? Intanto, con autorità, sale sulla barca di Simone. Mica aveva chiesto il permesso. Con autorità prende la barca e sale su. E anzi poi gli dice: scostati, fa spostare la barca, fa che si allontani, spingila un poco da terra, e si mette a predicare con autorità. Gloria a Dio. Noi riconosciamo l'autorità di Cristo. Alleluia, gloria al Signore. Ma perché ha chiesto a Pietro di scostare la barca un po' da terra? Mi fa comprendere come anche noi abbiamo bisogno di scostarci un po' da terra.
perché la parola di Dio è una parola non di uomo, è una parola non terrestre, non voglio dire anche extraterrestre, ma sicuramente la parola di Cristo è una parola soprannaturale. È vero? E per comprendere la parola di Cristo soprannaturale dobbiamo anche noi scostarci un poco da terra. Amen? Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Spesse volte io, sapete, mi domando una cosa umanamente come pastore, dico, ma avranno capito ciò che io volevo esprimere quando ho predicato quella volta, quella domenica? Ciò che tu mi hai detto, Signore, ma hanno capito? Vi faccio questa domanda. Sapete perché? Perché vedo molti toccati, no? Gloria a Dio. Facciamo questo, facciamo quest'altro. Ma poi non c'è un seguito. Pare che tutti sono stati toccati, no? Allora la domenica non li vedo in chiesa e mi domando, ma hanno capito quello che hanno ascoltato il domenica scorso? Ma si è capito? La risposta è che non si è compreso. Perché se comprendi la parola di Dio, non puoi allontanarti da Dio. Amen. Neanche un minuto, neanche un attimo, né un giorno, né una domenica. Ma quando comprendi che Dio ha parlato al tuo cuore, vuoi ancora sentire parlare. Amen. Amen? Amen. Gloria al Signore. E Gesù parlava e insegnava alla folla nella barca di Simone. Gesù sapeva che Simone era un pescatore, non solo Simone ma anche i suoi soci, che anche loro poi sono stati chiamati come Simone a seguire il Maestro. Lui sapeva che in quella notte non avevano preso nessun pesce. Ecco che interviene il momento di smarrimento, di confusione, di delusione di questi uomini per chiamarli a uno scopo più alto. Lavorare sì, ma lavorare non per vivere solamente umanamente parlando, ma lavorare per un datore di lavoro meraviglioso. Questa ditta è il regno dei cieli. Alleluia. Il datore di lavoro è Dio Onnipotente. Gloria al Signore. Amen. Alleluia. Quante fatiche durante la notte non avevano pescato niente. Dopo aver predicato, Gesù dice a Simone: prendi il largo anche tu, prendi il largo e getta le reti per pescare. Amen. A Simone rispose: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, non abbiamo preso nulla, cioè neanche un pesce, ma tutto era sotto il controllo di Dio, perché Dio aveva un piano: chiamare quegli uomini. E a volte quando ci sentiamo falliti è lì che recepiamo meglio il messaggio di Dio, è la chiamata di Dio. Perché sì, perché come uomini noi siamo falliti. Amen. Possiamo raggiungere la vera felicità solo vivendo per uno scopo alto. Qual è lo scopo della tua vita, della mia vita, della nostra vita? Servire il Signore. Amen. C'è un bel cantico che dice: la ragione della vita è amare te. E da quando conosco il Signore io faccio sempre caso anche ai cantici. È un cantico. Quando lo abbiamo cantato per il Signore. Io l'ho cantato con tutto il cuore. La ragione della vita è amare te, Signore. Adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Amen. Ora il Signore stava proponendo a questi uomini che si ritenevano falliti un nuovo scopo di vita. Alleluia. E più che con le parole
Gesù fa vedere tutta la sua gloria. Alleluia. Prendi il largo, getta le reti per pescare. Non è che Gesù non sapeva che la notte avevano lavorato, si erano affaticati. Gesù lo sapeva. E sapeva anche che la mattina è il momento meno adatto per pescare. È vero, si pesca la notte, in silenzio, buio. I pesci sono più facilmente catturabili, no? Perché non c'è rumore, sono lì vicino. Invece in pieno giorno è difficile. Ma c'è qualcosa che è difficile per il Signore? Non c'è nulla che sia difficile per il Signore. Anche di giorno può fare in modo che si può pescare. Amen. Alleluia. E umanamente Simone mostra il suo dubbio al Signore, ha profondo rispetto per Gesù. Non è che lo conoscesse bene, però aveva profondo rispetto per Gesù, tanto lo chiama maestro. Tutta la notte ci siamo affaticati, non abbiamo preso nulla, però se tu lo dici, così noi facciamo. Alla tua parola getterò le reti, secondo la tua parola. E questa ubbidienza ha permesso veramente di vedere la gloria di Dio. Pescarono tanti pesci e la rete non conteneva i pesci che sono riusciti a prendere, tanto che hanno chiamato anche aiuto agli altri, no? Gli altri soci, e dateci una mano qua, affondiamo, gloria a Dio, Alleluia. perché la parola di Dio è onorata. La parola di Dio non è parola d'uomo. Quando il Signore dice una parola, quella è. Amen, gloria al Signore. Veduto questo, Simone si getta ai piedi di Gesù. Cosa poteva dire? Abbi pietà di me, Signore. Si rende conto, realizza chi è Gesù. Realizza chi è Gesù. Non è perché aveva solo sentito parlare, aveva visto le folle che si accostavano a Gesù per udire la sua parola, aveva visto in un modo glorioso cosa è capace Gesù di fare. Abbi pietà di me, Signore. Si getta ai piedi di Gesù. Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Amen. Gli viene rivelato chi è un peccatore, capisce chi è lui e chi ha davanti. Spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui. Alleluia. Ma Gesù dice a Simone qualcosa di meraviglioso: non temere, da ora in poi rimarrai un pescatore, ma non andrai a pescare pesci, sarai un pescatore di uomini. Amen. Alleluia, amen. Amen. Alleluia, perché il Signore gli darà un'altra rete, non è quella che rassettavano, cucivano le reti, un'altra rete è quella dell'Evangelo. Alleluia. Questa rete deve essere buttata, lanciata in acqua, nelle acque del mondo, e il Signore dà grazia Alleluia. che ci sia una grande raccolta di pesci, di uomini, di donne, di persone. Amen. Amen. Di qualunque razza, di qualunque nazionalità, amen, di qualunque cultura, ma uomini e donne vengono salvati per la grazia di Dio. Alleluia. Alleluia. Questa è la chiamata di Gesù, dei suoi primi discepoli. Ma c'è un altro fatto che avviene quando Gesù appare risorto ai suoi discepoli. I suoi discepoli, dopo che Gesù morì, si smarrirono. E poi quando Gesù apparve, man mano che è apparso, si sono un po' in qualche modo consolati, no? Perché questa notizia si andava a diffondere.
e molti non l'hanno riconosciuto. E Gesù appare risorto ai suoi discepoli che erano ritornati a fare la vecchia vita. Erano tornati a pescare. Pietro e i suoi soci erano ritornati a pescare. Ritorniamo a Gesù è morto, ormai è finito. La nostra avventura è finita, no? E invece Gesù rinnova la sua chiamata a questi discepoli. Gloria al Signore. Li chiama allo stesso modo mentre erano a pescare. Alleluia, vedete che coincidenza? E vi dico una cosa, non ci sono coincidenze. Tutto accade per farci comprendere. Quello che accade umanamente può essere una coincidenza? No, in Cristo non ci sono coincidenze, ma sono messaggi chiari che Dio rivolge a ciascuno di noi in modo personale. Come potevano non comprendere? Dovevano ricordare la loro chiamata. Quella chiamata non si era smarrita così, era sempre valida quella chiamata. Simone, non temere, d'ora in poi tu sarai pescatore di uomini. E Gesù non si era dimenticato. Alleluia. In Giovanni capitolo 21 leggiamo questo episodio. Gloria al Signore. Giovanni capitolo 21, dal primo verso. Leggiamo così: dopo queste cose Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberiade e si manifestò in questa maniera, Gesù risorto. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, figli di Zebedeo, e 2 altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse a loro: vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Vi ricorda qualcosa? E penso che questo fatto anche nella mente di quei discepoli ricordò qualcosa, vero? Quel giorno, 3 anni fa, anche quella volta, quella mattina, quella notte non avevamo preso nulla. E poi Gesù mi ha detto: prendi il largo, Simone, getta le reti. E ho preso tanti pesci. Gloria al Signore. Quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: figliuoli, avete del pesce? Gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: oh, è il Signore. Il discepolo che Gesù amava era Giovanni. Ormai avevano messo questa etichetta a Giovanni, il discepolo che Gesù ama, come se Gesù non amasse gli altri discepoli. Era l'unico che gli stava attaccato come la colla. Era l'unico che appoggiava la sua testa sul petto di Gesù. Oh, era così. Amava così il Signore, il suo modo di esprimere l'amore per Cristo. Vogliamo essere ognuno di noi il discepolo che Gesù ama. Amen. Gloria a Dio. Ed è solo Lui che si accorge che è Gesù. Allora aveva qualcosa di diverso. È Lui che si accorge per primo. Oh, Pietro è il Maestro. Alleluia. Allora il discepolo di Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra videro là della brace e del pesce messo di su e del pane. Gesù aveva preparato ai suoi discepoli un ristoro. Quando si lavora e poi si finisce di lavorare si ha fame, è vero? Ne sappiamo qualcosa, torniamo a casa affamati. E Gesù aveva già preparato del pane e del pesce. Da dove li aveva presi?
però aveva preparato del pane e dei pesci per i suoi discepoli. Venite, riposatevi adesso, mangiate. Amen. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Vedete come il Signore si manifesta in un modo meraviglioso e sa farsi capire e comprendere. Ecco perché riteniamo giusto nel dire la chiamata di Cristo è chiara. Quando il Signore chiama in un modo chiaro. Alleluia. Simon Pietro disse allora, salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. Contarono i pesci. 153 pesci li hanno contati. Chissà se è possibile contare tutte le volte che il Signore ci ha benedetto. Le puoi contare? Gloria al Signore, però vogliamo pensarci in qualche modo. Alleluia. Alleluia. Pietro si mise a contare i pesci, hanno 153. Io non so quante volte il Signore mi abbia benedetto, tante volte, più di quanto io riesco a ricordare. Posso solo dire grazie Signore. Alleluia. Venite, disse Gesù, venite a fare colazione. E nessuno dei discepoli osava chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. E questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Amen? Amen. C'è una analogia tra la prima volta, è scritto in qualche testo, la prima pesca miracolosa e la seconda pesca miracolosa, ma c'è qualcosa che li accomuna: la chiamata. Alleluia. La chiamata di Cristo. La prima volta Gesù ha chiamato i suoi discepoli, poi si erano smarriti e torna a richiamarli. Amen. Alleluia. Facendo capire che Lui è il Signore, Amen. che tutto è possibile, Alleluia. che possono fare cose meravigliose nel nome di Gesù, che possono vedere la gloria di Dio se servono il Maestro, se lo onorano. Non vogliamo dimenticare la chiamata che abbiamo ricevuto dal Signore. Certamente possiamo smarrirci a volte, siamo umani, non siamo extraterrestri, vero? Siamo umani, vero? Siamo nati qui in questo mondo, nella terra, pianeta terra, sì. Allora siamo umani. Alleluia. Il Signore ci comprende, ci ama. Ma non è che ci lascia andare il Signore facilmente. La cosa che mi rassicura è proprio questo: non permetterà mai il Signore che io mi lasci andare senza che Lui abbia fatto qualcosa per non lasciarmi andare. Poteva in qualche modo dire: guarda, questi si sono smarriti, non hanno capito che io dovevo morire e risuscitare. Io l'ho detto tante volte, ma non hanno capito. Appare, sta con loro, con pazienza, si mostra, gli fa vedere ancora una volta, gli fa ricordare la loro prima esperienza, la loro prima chiamata al servizio. Di nuovo ha a che fare con i pesci, li farò pescatori di uomini. Sono qui, non è finito tutto, sta per iniziare adesso il vostro servizio. Io ho compiuto quello che dovevo compiere, adesso continuate l'opera mia. Amen. Alleluia. Alleluia. Quindi ricordiamoci della chiamata che abbiamo ricevuto. Serviamo il Signore con determinazione. Stamattina dicevo a Vittorio Veneto che dobbiamo realmente sapere chi è Gesù. Gesù ha detto ai suoi discepoli mentre pregava, finì di pregare, i suoi discepoli erano lì. A un certo punto Gesù dice: ma chi dice la gente che io sia? Alcuni dicono sei Giovanni Battista che già era morto, alcuni dicono sei Elia che doveva, c'è uno dei profeti che è morto ed è risuscitato. Poi quante cose dicevano. E voi chi dite che io sia? Voi che mi siete vicini, condividete con me il tempo, il mio ministero, vedete cose grandi che io faccio, voi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo. Sei il Cristo di Dio. La parola Cristo vuol dire unto.
Gesù Cristo non è nome e cognome, Gesù è il nome e Cristo è il cognome. Lo chiamavano il Cristo, Gesù il Cristo, l'unto di Dio. Tu sei il Cristo. Amen. Amen. Cioè tu sei il figlio di Dio. Tu sei colui il quale Dio ha mandato. Noi lo riconosciamo, sappiamo chi sei. Ed è buono che noi sappiamo chi è Gesù. Amen. Così che quando vengono i momenti di smarrimento, di prova, come era avvenuto anche ai discepoli, si erano smarriti dopo la morte di Cristo, dopo la crocifissione di Gesù, era normale, erano uomini, ma bisogna a raccogliere. Ovunque erano lui appariva, perché sapeva dove erano, cosa stavano facendo. Amen? Amen. Alleluia, gloria al Signore. Dobbiamo essere determinati nelle prove, nelle lotte, nelle difficoltà, anche se non vediamo, sembra di non vedere. In quel momento i discepoli non vedevano, eppure Cristo era risorto. Amen. Non vedevano, eppure Cristo era vivente, è ancora vivente, ancora oggi. Si erano smarriti, anche se tutto quello che noi vediamo, la realtà, ci fa comprendere che non c'è speranza, è inutile il servizio, è inutile che noi serviamo il Signore. Tu devi essere determinato perché tu hai conosciuto il Cristo. Amen. Amen. Alleluia, amen. Amen. Sii determinato nel servizio. Accada quello che accada, continua a servire il Signore, a svolgere il tuo compito. Servi il Signore. Alleluia. Alleluia. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria al nome del Signore. Chiniamo il nostro capo. Diamo gloria a Dio. Alleluia. 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 Grazie Gesù. Alleluia. Vorrei amare te, Gisà.